I dati dell'indagine congiunturale della Camera di Commercio Treviso-Belluno arrivano quasi contemporaneamente all'approvazione da parte del governo del decreto agosto e i contenuti stridono, secondo il presidente Mario Pozza, che accoglie con toni per nulla entusiastici i provvedimenti che dovevano mirare al rilancio economico del paese. Ci aspettavamo un'apertura più strategica nel rilancio del Paese. Cosa intendo dire? Intendo dire che un massiccio intervento in opere pubbliche, in investimenti in tutto il Paese, non solo in un'area del Paese, una sburocratizzazione che non c'è. Basterebbe un DPCM, fare i salti di gioia se, visto che il governo ha i pieni poteri, facesse un DPCM per snellire la burocrazia. Ma non è l'unico aspetto che secondo Pozza non torna. Inutile assumere 80.000 persone nel mondo della scuola quando abbiamo le scuole che cadono, abbiamo una popolazione che non sta in crescita. Cioè, con che previsioni facciamo le assunzioni? Mettiamo quelle risorse a mettere in sicurezza le nostre scuole, a creare gli asili nido a costo più compatibile. Quindi il nodo lavoro. Poi l'altro aspetto, quello che riguarda la cassa integrazione, è solo spostare il problema un po' più avanti. Quindi per carità va bene aiutare, è giusto che si aiuti, ma però bisogna anche pensare al futuro, non all'immediatezza. Non è che l'imprenditore abbia voglia di licenziare, è che se la produzione non è più compatibile con i costi, bisogna fare una ristrutturazione. Nel trimestre del lockdown, riporta la Camera di Commercio, Treviso ha vissuto un crollo della produzione industriale del 22%. In maggiore difficoltà tessile, abbigliamento, calzaturiero, ristorazione, ma non solo. Soprattutto l'automotive, perché la nostra realtà, la realtà trevigiana, è molto presente nell'automotive. Il nostro primo cliente è la Germania è il primo produttore al mondo e di conseguenza i dati sono veramente preoccupanti su questo. Meno 33% a Belluno, dove l'occhialeria ha subito un tracollo. Unica nota a infondere coraggio è il fatto che oltre il 40% delle imprese si attende per il terzo trimestre un significativo cambio di rotta.